possibili locali precipitazioni sparse, possibili anche temporanee schiarite, venti al mattino deboli o moderati settentrionali, sul centro-ponente calmi o deboli variabili nelle ore centrali. In nuovo rinforzo in serata, mare molto mosso in mattinata, in calo a mosso al pomeriggio, temperature minime in aumento, lungo la costa tra 8 e 10 gradi nelle zone interne tra 2 e 5 gradi, massime in aumento, lungo la costa tra 14 e 16 gradi, nelle zone interne tra 11 e 14 gradi. È tutto, seguite gli aggiornamenti sul sito www.arpal.gov.it e sulla pagina Facebook di Arpal. Buon pomeriggio da Alessandra Rossi, 15:35 minuti. Cosa succede in Liguria? 1916-2016, sono 100 anni di cronache dei cantieri navali di Pietra Ligure che sono raccolti in un film di cui abbiamo seguito qui su Babboleo News la gestazione. È un progetto molto bello che ci ha appassionato sin dal primo minuto, ora però vogliamo condividere con voi il vostro risultato e lo vogliono fare ovviamente anche coloro che hanno ideato questa bella pellicola. In studio con noi c'è Massimo Ciricillo, grazie per averci raggiunto. Sono Max Tomasinelli, scusami. Voglio precisare soltanto perché almeno mi prendo responsabilità di quello che dirò. Esatto, scusami Max, hai ragione, però insieme a te ovviamente c'è una grande squadra. Vogliamo ricordare un po' chi ha fatto nascere questa bella iniziativa? Beh, giustamente allora hai fatto il nome giusto. Massimo è stato colui che ha dato il via alle danze di questo lavoro molto lungo, molto impegnativo, e con un grande amore per il territorio e con una grande curiosità mi ha coinvolto in questo lavoro nelle prime fasi, e quindi poi è stata una collaborazione quasi da fidanzati. Esattamente. Allora, abbiamo parlato, giusto per fare un po' un recap ai nostri ascoltatori, di un progetto che nel corso di questi mesi è andato avanti, si è arricchito, si è trasformato da un'idea iniziale e ha raccolto comunque una parte importante della storia della nostra regione, ovvero i cantieri navali di Pietra Ligure. Nell'arco di questo tempo posso chiederti un po' qual è stato uno dei momenti più emozionanti, quello in cui invece avete avuto un po' di sconforto per dire oddio, ci siamo imbarcati in una cosa molto grande, e poi invece il momento in cui avete detto Ale, ce l'abbiamo fatta. Beh, dunque hai citato tutti i punti che fanno parte di un percorso che si fa, come dire, un lavoro che noi non avevamo idea fosse tale, e tanto, anche perché non abbiamo esperienza alle spalle, quindi è stato un crescere solitario all'inizio, mio e di Massimo. Devo dire una grande fiducia di andare avanti soli, perché soli eravamo e non avevamo grandissimi appoggi. Poi piano piano, parlando con la gente, iniziando a mostrare quello che mano a mano stavamo facendo, abbiamo avuto molto supporto nelle intenzioni inizialmente, e un po' di sconforto invece per quello che era la parte più pragmaticamente legata al come fare, a come riuscire a portare avanti il progetto. Quando hanno visto intorno a noi che eravamo motivati, che in tutti i modi lo avremmo portato al fondo, hanno cominciato ad aiutarci, perché hanno visto che c'era forse un po' di interesse anche loro, interesse del comune, del territorio, e questo ha riportato a noi veramente l'intenzione degli altri. Ecco, e finalmente tutti noi che ne abbiamo sentito parlare per tanto tempo potremo vedere il risultato, perché finalmente. Il 1° dicembre ci sarà la proiezione alle 20:30 al Cinema Teatro Comunale Guido Moretti, un ingresso che sarà libero fino a esaurimento posti, ma è un evento in realtà. E che cosa consisterà questa serata? Guarda, la serata che avevamo fatto il 13 ottobre dell'anno scorso, dove presentavamo un trailer, è stata molto partecipata, quindi riteniamo che a maggior ragione lo dovrà essere quella del 1° dicembre. E in più la prima prevederà non soltanto la proiezione del film, ma giustamente essendo una prima faremo facciamo anticipare il film da piccole partecipazioni. Non voglio dire troppo perché voglio lasciare un minimo, deve essere una sorpresa, ma comunque ci sarà la partecipazione in vivo di Maurizio Di Maggio, che è la voce narrante, esatto, del film. Ci sarà la partecipazione in vivo della musica di Remo Anzovino, che è chi ci ha fatto le musiche del film, e quindi sarà un preambolo non molto lungo, un quarto d'ora di anticipazione, di aperitivo rispetto a quello che sarà il film. Per chi si dovesse perdere, ma io mi auguro di no, la serata del 1° dicembre ci saranno però delle repliche anche nei giorni successivi. Il giorno successivo alle 19, sempre nello stesso posto, e replica ancora il lunedì.
Però non perdetevi la prima, perché c'è anche questo particolare aperitivo che vi farà ancora entrare di più nel mood di una pellicola. Fuori onda si chiama, e io volevo che tu ricordassi ai nostri ascoltatori perché l'avete chiamato così. Fuori onda, tra l'altro è stato un momento, quello di scegliere il titolo, che è stato molto anticipato rispetto a quello che era la sceneggiatura, che era in corso di scrittura. Fuori onda doveva richiamare ovviamente il mare e l'onda, ma siccome tutto il film è correlato ad una trasmissione radio, insomma il gioco di parole è arrivato per essere corretto e correlare i due mondi, del mare e della radio. Mi sono sempre chiesta una cosa, sia per quando si scrive un libro oppure quando si crea una pellicola, un film, lo si fa leggere, vedere ai propri amici, ai sì. propri familiari, e soprattutto quali sono state le reazioni di chi vi conosce? Purtroppo lo perché si a volte fa. sono i critici più spietati, quelli che ci stanno vicino. Guarda, l'atteggiamento che io ho spesso anche nelle cose che seguo per cose personali è quello di chiedere alle persone di essere spietati, nel senso di essere così, obiettivi. esatto. Obiettivi. E nel corso del lavoro, ed ecco torno ad una domanda che mi hai fatto prima, cioè il primo sconforto. Il primo sconforto è stato aver fatto leggere questa prima sceneggiatura a un personaggio amico che è molto addentro al cinema, e questo signore ci ha distrutti. Bene. Voi avete preso lo scopione, esatto. gettato. Però io gli siamo veramente grati, perché in quel momento lì abbiamo dovuto, a fronte di qualcuno che ne aveva titolo, abbiamo dovuto rimettere in discussione la struttura e le cose che componevano il film. E questo ci ha dato una grande motivazione in realtà non ad arrestarci, esatto, ma a fare di più e a fare meglio. Quindi è stato molto prezioso l'aiuto di questo Davide. Esatto, lo ringraziamo perché secondo me avrà contribuito a rendere molto buono il risultato finale di Fuori Onda. Ricordo 1916-2016, sono 100 anni di cronache dei cantieri navali di Pietra Ligure. Voi eravate affezionati un po' alla storia ovviamente dei cantieri, quindi il momento più emozionante anche rispetto a quella che era una realtà di fatto in parte scomparsa, insomma, nella nostra regione. L'emozione personale, secondo me, potrei dire, condividerla con Massimo, come opinione anche di Massimo, è stata la porzione delle interviste, cioè avere di fronte e guardare negli occhi persone che raccontano quelle storie, che si emozionano, e che quello, direi, questo è il momento in cui ti accorgi che c'è dell'umanità dietro una fabbrica, dietro un lavoro, dietro un lavoro, dietro una storia, che questa storia venga raccontata a distanza magari di 40, di 35 anni, con quel pathos. Questo sì, è emozionante. Io ringrazio per essere stato con noi, Max, per averci raccontato comunque qualche anteprima in più rispetto a quello che già avevamo di fatto scoperto in questi ultimi mesi con Fuori Onda, ma vi ricordo soprattutto di non perdere la serata, la prima di proiezione, il 1° di dicembre alle 21 al Cinema Teatro Comunale Guido Moretti, ingresso libero però a fine esaurimento posti, quindi affrettatevi. Ci sarà una serata del tutto particolare, non perdetevela, e noi siamo orgogliosi di aver in qualche modo partecipato insieme a voi a questo percorso. Grazie Max. Molto grazie anche a voi. 15:42 minuti. Alessandra Rossi, Babbo Leo News. Cosa succede in Liguria?